Mare Nostrum è un po' solo mio di Sonia Gerbi. Sopraffatta dallo stupore che la vita mi sa regalare, a volte mi manca il respiro per il troppo vivere intensamente. Con il naso tappato mi immergo in una bolla d'acqua. L'aria mi sfugge dalle narici, ma io continuo a respirare. Sono in mezzo al mare e dal suo basso ventre correnti d'acqua affiorano per darmi una spinta. Mi avvio dentro la mia navicella a forma di bolla, verso quel blu che riempie anche gli occhi più distratti. Potrei essere una donna pesce, in esilio, che ha imparato a imprecare nella lingua degli uomini e a sognare, amplificando in un ego il contoccersi dei pensieri più profondi. Ma, ahimè, non sono certo una sirena, io. Di sirene in questo mondo ce ne sono tante. Molte non le vediamo, altre non sanno di esserlo, alcune non salgono mai a galla, altre ancora preferiscono restare nella penombra, tra uno scoglio sicuro e la vista della terraferma, mentre l'acqua le accarezza. Certe sirene, invece, decidono di manifestarsi liberamente. Sottoponendosi a metamorfosi, concepiscono un nuovo mondo, spesso facendo della loro natura una terra di accoglienza. Lo so, mi diletto con le parole e dimentico di presentarmi. Mi chiamo Sonia, pronunciato in italiano come Sonia, ma scritto come un nome straniero. Sono nata tra due mondi, ma come tutti il mio spirito è in perpetuo movimento, in un'altalena di convinzioni, verità relativi e giochi di comunicazione. Ogni cosa nel mio mondo che è fatto di due non ha mai un'unica tinta, ma tratti e bordi da rifinire o ricucire come una stoffa, un tessuto che può garantire calore e conforto, contaminarsi con altre tinte e dissolversi in nuvole. Quando la stagione è arida, quando la terra è assetata, il sole fa da padrone nella gran sartoria che è il cielo. Attraverso i miei occhi scruto luoghi di frontiera e vado oltre, perché per me gli occhi sono il varco per le cose, in cielo e in terra, e per l'universo, tutto paro. Mi diletta a mettermi in discussione, per capriccio e per venire incontro alla metamorfosi dell'anima, le stesse che scolpiscono le immagini delle cose, mutandone la sostanza, così che l'essenza diventa materia da contenere e modellare, una mera illusione e ancora un'altra inutile frontiera. Per non parlare dell'altalena delle emozioni, capace di rendere tutti a turno giocatori di prestigio, i migliori illusionisti, come quei maghi di professione, e come tutti coloro che per aver operato con il divino pretendono di tenere in tasca il futuro e con esso il destino dell'umanità. Proprio il destino mi ha portata fin qui, come una bottiglia trascinata dalle correnti, galleggiando verso terre sempre lontane, e come una bottiglia in mare mi immergo e riemergo tra i suoi flutti, in un moto cangiante, senza sapere il perché o quale potrebbe essere la meta da raggiungere. Tra spintoni d'onde e dondoli d'acqua scopro un oceano di mare e ancora un mare di altre possibilità. All'insaputa di tutti, continua a fluttuare, solo per tracciare sulla scia del sole la linea che delimita il mare. Tepore e vita mi assalgono dall'interno, mentre su di me si disegnano i primi solchi del tramonto. Io, sempre a galla, tra le due sponde dello stesso mare, un po' Mare Nostrum, un po' solo mio. Se vi trovate a passeggiare per le strade delle vostre città, potete incontrarle mentre fanno la spesa al supermercato, mentre rincorrono un autobus per la fretta di arrivare a destinazione, sotto la pioggia coi tacchi come palazzi attaccati ai loro piedi, sotto abiti di donne in carriera o nel ruolo di ristoratrici per viandanti in cerca di un po' di calore o di frescura, secondo le stagioni della vita. Nell'abito che indossano, nella nudità dei loro corpi, sono segno distintivo dell'essere una creatura fra due mondi. Chi le cerca, le trova raramente, sfumano in illusione. Chi crede che questo mondo sia l'unico, se li ritrova a fianco, vicine nella solitudine. La voce di donna accompagna sempre lo scricchiolio delle porte di altri mondi. A questi uomini distratti e senza forze non resta altro che digrignare i denti tutte le sere,
arrendersi alla solitudine, restare in superficie e decidere di non vedere altro se non i confini della loro percezione, accantonando le sfumature che rendono fruibili bellezze immortali e il loro riflesso nelle cose di tutti i giorni. In questo mondo non esiste altro se non ciò che siamo. Il difficile è capire chi siamo e non sempre bastano i nostri occhi o gli altri sensi a colmare le lacune di ciò che può essere a noi conoscibile. Io inseguo l'odore del mare e sempre in quella direzione trovo la mia destinazione. È vero, sono nata in Sicilia, ma avendo un'altra possibilità, la mia culla sarebbe sempre una terra di mare. Ciò non perché sono una sirena, ma perché nella confusione dei pensieri, nel miscuglio dei sapori tra le mie labbra, vedo all'orizzonte la felicità, stabile nelle acque che incontro e dalle quali i miei piedi fuoriescono, a raccogliere il tepore della terra che finalmente mi appartiene per intero. L'Etna a nord, il mare davanti e la vita che scorre a solleticarmi i piedi.